Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Rientra l'allerta sull'Etna, nessuna emissione di cenere, il vulcano torna al suo stato di pre-eruzione. L'aeroporto di Catania è rimasto operativo per l'intera giornata, si temeva l'ennesima chiusura. Incidente lungo la strada statale 189, a scontrarsi per causa ancora in corso di accertamento una moto e un'auto. Ad avere la peggio i passeggeri del mezzo a due ruote, grave un 17enne. Alcune famiglie che sono state costrette a lasciare le loro case danneggiate a seguito degli incendi del 24 e del 25 luglio a Monreale, nel Palermitano, saranno ospitate in case confiscate. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono. Vandali in azione nel centro sportivo Don Pino Puglisi di Montelepre, in provincia di Palermo. Nel dettaglio, ignoti hanno danneggiato infissi, vetri, bagni e impianto elettrico. Il primo cittadino ha presentato la denuncia ai carabinieri. In conclusione il meteo, continua il buon tempo in Sicilia. Si può ancora godere di condizioni meteorologiche stabili e soleggiate in tutto il territorio. La Protezione Civile ha diramato lo stato di preallerta per rischio incendi sull'isola per l'intera giornata di domani. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci!